musica, a Roma si è appena concluso con grande successo Neapolitan Contamination. Roberta Amendola. Una magia in musica nata all'ombra del Vesuvio ha incantato gli spettatori romani che al Teatro delle Muse in via Forlì hanno assistito al concerto spettacolo Neapolitan Contamination, un percorso che abbraccia oltre 5 secoli di storia e che va dai canti popolari napoletani del Cinquecento fino ad un percorso musicale attuale e rivisitato con le più svariate sonorità. Immaginiamo ad esempio che a Tazze Caffè sia non la tazza con la bevanda, ma il chicco di caffè, e quindi la facciamo con lo stile reggae, perché in Giamaica c'è il migliore caffè del mondo. Oppure Soldato Innamorato diventa un blues, perché c'era anche un reggimento di soldati americani che a Vittorio Veneto ci aiutò a vincere la prima guerra mondiale. Jazz, blues, ma anche flamenco, fado, tango e bossa nova, percussioni e ritmi afro magistralmente interpretati da Luigi Carbone al pianoforte, Stefano Mecca alle chitarre, Giovanni Imparato alle percussioni, Roberto Palermo alla fisarmonica, Enrico Martella alla tromba, Toto Giurnelli al contrabbasso, con la voce di Pino Azzardo e le coreografie di Angelica Marrone e Manuel Morales. Uno spettacolo sulla complessa semplicità dei sentimenti e della vita, espressi in versi e musica, che accomuna ogni dialetto e ogni lingua. Un'occasione per riascoltare brani celebri persi nel tempo, ma mai dimenticati. Una dichiarazione d'amore